Ciao Roberto, ciao amici, bentornati. Eccomi col nostro simbolo di Treviso, la Fontana delle Tette, che è stata costruita nel 1559 al termine di una fortissima siccità da sotto il podestà Leonardo da Ponte, che ha voluto proprio festeggiare questo bel momento. E dovete sapere che per secoli, quando cambiava il podestà a Treviso, usciva vino rosso da un seno e vino bianco dall'altro. Ma attenzione, non lasciatevi ingannare, questa non è l'originale, questa è una copia. L'originale si trova sotto la loggia dei 300, proprio sotto il palazzo dei 300, ma senza tette, perché quando è arrivato Napoleone ha fatto il furbacchione e l'ha danneggiata. Poi è stata persa, poi fortunatamente è stata ritrovata e visto che appunto quella era danneggiata, era un peccato non avere più la nostra Fontana delle Tette, ed ecco che è stata ricostruita in tempi più recenti. Dovete sapere che molti pensano che quella del vino rosso e del vino bianco sia una leggenda, in realtà questa è storia, infatti i trevigiani erano contentissimi di bere per ben 3 giorni vino gratuitamente dalle coppe della Fontana delle Tette per festeggiare l'ingresso del nuovo podestà. Ma la vera leggenda riguarda il perché è stata costruita e vediamo protagonista una strega che ben un secolo prima, nel 1458, viene denunciata per alcune cosine che ha combinato, ma non ve le dico tutte ora. Lei si arrabbia e lancia una maledizione. Volete scoprire tutta la storia e tutta la leggenda? Beh, dovete sapere che già un gruppo di persone che hanno partecipato al tour guidato Misteri Veneziani a Treviso proprio questa sera l'ha già scoperto. Voi potrete farlo il prossimo sabato 20 novembre e il sabato successivo 27 novembre alle ore 16 con il nostro tour speciale dove vi accompagnerò per le viuzze di Treviso a scoprire proprio i misteri che si celano in questi luoghi legati a Venezia. Vi aspetto, contattate lo Iato Treviso e a presto, ciao a tutti! E non dimenticate, anche a Treviso il Veneto ti strega!